Una persona è stata soccorsa questo pomeriggio dal personale medico-infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la statale 54 a Remanzacco, poco prima del passaggio a livello. L'auto è finita lungo il sedime ferroviario. Per fortuna l'autotreno in transito, appena partito dalla stazione di Remanzacco e diretto a Cividale, grazie alla velocità limitata dalle nuove norme della circolazione ferroviaria sulle linee concesse, ha arrestato in tempo la sua corsa evitando l'impatto. Il traffico bloccato dalla polizia ferroviaria, sul posto anche gli agenti della polizia locale. La persona è stata presa in carico dal personale medico-infermieristico e trasportata in gravi condizioni, ma fuori pericolo di vita, all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverata. Da oltre un anno maltrattava la madre che lo aveva accolto in casa nel tentativo di curare la sua tossicodipendenza. Quotidianamente però il giovane, 26 anni, vessava la donna con minacce, offese, aggressioni varie per ottenere da lei continuamente denaro. Per questa ragione il giovane è stato arrestato nei giorni scorsi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Trieste, accogliendo una richiesta in tal senso del pubblico ministero De Grassi, titolare del procedimento. La donna si è rivolta ai carabinieri giuliani all'inizio dello scorso mese di agosto, denunciando il comportamento del figlio che le creava grande preoccupazione. Dopo accertamenti e indagini, i militari dell'Arma hanno denunciato il giovane all'autorità giudiziaria. Lo stesso è stato quindi rintracciato e chiuso nel carcere del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un appuntamento importante per Fagagna ma per tutto il territorio regionale. Beh certo, questa è una tradizione antica, secolare, che si rinnova grazie all'impegno di un intero paese che solo apparentemente si divide in borghi, ma che in realtà oggi trova invece proprio la sua unità, una comunità che si unisce in un giorno di festa e che associa quasi il nome del paese a questa manifestazione che indubbiamente sa attrarre anche turisti, migliora l'offerta turistica e culturale della nostra regione e quindi assolutamente deve andare avanti.